Amici di Directa Sport, benvenuti a Latte Dolce. Abbiamo per il terzo anno di fila la fortuna di raccontarvi questa nuova edizione del torneo Paolo Tasso, ormai appuntamento fisso dei primi di settembre, con la quale apriamo la nuova stagione del calcio giovanile regionale. Oggi potrete assistere alle due semifinali e alla finalissima, ma il torneo è in corso già dalla giornata di venerdì, nella quale si è svolta la fase gironi con le squadre impegnate non solo nello stadio che vedete inquadrato, ma anche negli impianti di Lipunti. 20 le squadre impegnate in origine, avremo sicuramente modo durante la cronaca di nominarle tutte. Nella giornata di oggi però si è cominciato presto, dalla prima mattina con gli ottavi e i quarti di finale, poi piccola pausa e via adesso con le semifinali che, come detto in apertura, avremo il piacere di raccontarvi insieme alla finalissima. Le 4 squadre rimaste a contendersi il titolo sono Torres Cagliari, Sigma Cagliari e Pirri Calcio. La semifinale alla quale state per assistere è quella tra Torres e Sigma Cagliari. Andiamo velocemente a leggere quelle che sono le formazioni a disposizione dei due allenatori. Cominciamo dalla Torres con la maglia numero 15 Canu, 4 Cosseddu, 3 Cresci, 21 Fancello, 19 Ferraresi, 10 Fois, 5 Frau, 11 Lovri, 17 Sodic, 13 Negroni, 14 Pes, 12 Pilo, 25 Federico Riu, con maglia numero 6 per Andrea Rusani, 7 Sangaré, 8 Sanna, 9 Nicolossetti, numero 1 per Elias Stangoni, 16 Matteo Tilocca e maglia numero 20 per Mario Trogu, l'allenatore il signor Mario De Sole. Per quanto riguarda invece la Sigma Cagliari, 7 Agostini, 18 Cera, 4 Cocco, 5 Cogoni, 2 Dessi, 10 Floris, 17 Giandon, 12 Ingaglio, 15 Ingannato, 3 Ledda, 1 Loporto, 6 Meloni, 11 Pani, 16 Peddes, 9 Petroso, 8 Pinna, 14 Piras e 13 Sarais. La gara comincia in questo momento. La Torres che prova subito ad affondare per prima. Guadagna primo calcio d'angolo dopo meno di 10 secondi. Andrea Fois a battere il pallone che viaggia verso Sangaré, palla messa fuori ancora bene dalla difesa della Sigma. C'è un fischio del direttore di gara, visto fallo sul giocatore in maglia numero 21 Fancello. O meglio, è il numero 21 Fancello ad aver commesso fallo. Arriva il cross con pallone. Giandon ha provato a tenere giù, è apparso però Sodic, prova a correre, palla al piede. Non semplice, tante maglie bianco-blu della Sigma Cagliari da quella parte. La Torres sceglie saggiamente di ricominciare da dietro. Torres in attacco. Tentativo di cross ribattuto, palla messa fuori dalla Sigma che però non trova nessun attaccante.
allora Cosseddu. C'è una gamba alta da parte del numero 21 Fancello. E allora ancora calcio di punizione per la formazione allenata da mister Antonio Ippolito. Cocco sul punto di battuta. Palla che viaggia verso l'out di destra. Insegue il pallone Pani. Si combatte sulla destra, arriva poi il fischio del direttore di gara, 3 minuti e mezzo di primo tempo. Perdonateci, ma ci manca un po' di visuale, il caldo obbliga a grandi ombrelloni sugli spalti del principale di Latte Dolce, quindi ci perdonerete. 5 a saltare per la Sigma. Arriva il cross tentato da Nicolò Floris, ha proprio colpito male la palla, non c'è stata deviazione. Mancino molto educato, quello di Floris, qui non l'ha mostrato. Prova a pressare adesso Giandon, porta via il pallone, lo fa in maniera irregolare, secondo il direttore di gara che fischia calcio di punizione per la Torres. Sale Cresci. Alla di Fois in avanti, tenta il controllo con la maglia numero 11 Lovri. Poi però fatto fallo nel tentativo di andarsi a riprendere quel pallone. Allora Sodic, duello di fisico, passa però molto bene davanti a lui un difensore della Sigma che se la cava ma non trova compagni nel rilancio. Fois. Palla dietro, Cosseddu. Poi Fancello. Arriva il pallone per Sodic, se la cava ancora la difesa della Sigma, poi esagera con le spinte Lovri, anzi probabilmente fischiato fallo per un tocco di mano da parte dell'esterno sinistro con maglia numero 11. Qua rischia qualcosa la difesa della Sigma, Sodic in agguato, in realtà molto bravo, ancora una volta Cocco a difendere l'uscita del proprio portiere. Bene, cresce all'indietro per proprio portiere Stangoni. Altro pallone alla ricerca degli attaccanti in area di rigore. Calcola bene la traiettoria al portiere della Sigma.
Va per rimetterlo in gioco, lo fa bene, zona Giandon. Torres però ha già recuperato, Fancello. Frau. Cresci. Fois di prima, grande palla per Sangaré, non imbuca immediatamente in zona Sodic. Poi sul contrasto la Sigma esce molto bene da questa situazione, ottima giocata tra le linee, prova ancora a distendersi la formazione cagliaritana con il tentativo da parte del numero 10 Floris andare sull'esterno. Torres però se la cava ancora una volta. Fancello. Anzi, si tratta del numero 4, Cosseddu. Prova a impegnarsi Lovri per non far uscire quel pallone. Altro colpo di testa di Cresci, ancora la palla però finire fuori dal recinto del principale, quindi bisogna attenderne un'altra. Cosseddu. Andati via 11 minuti nel corso del primo tempo. Frau. Da Cresci. Tocco all'indietro. Lovri. Prova a puntare, sceglie di rientrare sul destro, poi tocco arretrato per il numero 8 Andrea Sanna. Lovri. Altro scambio con Sanna, la palla passa, arriva a Pes, il destro deviato, la palla prende una particolare traiettoria. Non deve impegnarsi più di tanto Ingaglio. Costretto però a concedere corner. Va Fois a battere. Palla verso il secondo palo, interessante colpo di testa. La palla rimane sulla linea, Torres ancora in attacco. Il fallo
è commesso da un attaccante rossoblu, viene anche ammonito. Intervento con la gamba alta di qualcuno tra Sodic e Sangaré. Potrebbe essere il numero 17, primo ammonito di questa partita. Si è rialzato il numero 4 Cocco. Per fortuna senza ulteriori problemi. Si può riprendere a giocare. Proprio Cocco che alimenta l'azione della Sigma. Torres però esce ancora una volta bene dalla difesa, palla al piede con il numero 5 Frau. Arriva fino al limite dell'area, continua nel tentativo di dribbling. Alla fine si porta il pallone sul fondo, non c'è nessuno a deviare in quella situazione. Uscita prepotente di Frau, per poco non sorprendeva la difesa della Sigma. Sigma che qui prova a costruire dal basso, uscendo però con un pallone molto complicato per il numero 11 Pani. Tanto è già un momento di cambi. Fuori con la maglia numero 17 Giandon. Tra poco saremo in grado di dirvi chi ha preso il posto del centravanti della Sigma. Un colpo di testa di Pani. Pallone all'indietro. Gioca bene con i piedi il portiere della Torres. È entrato Petroso al posto di Giandon intanto. Fois. Che palla qui per Sodic. Manca il primo controllo, il numero 17 riesce comunque a tenere in campo il pallone. Poi non lo molla Cocco, deviazione. E rimessa laterale in zona offensiva per la formazione sassarese. Cosseddu, Sadic prova ancora ad andare fino in fondo, poi il tentativo di Pes, la palla rimane lì, buon dribbling ancora sinistro, tentato da Lovri. Ci ha provato il numero 11 col mancino, si era liberato molto bene in quella situazione, poi botta a sinistra, la palla esce 1 metro alla destra del portiere Ingaglio. Lovri. Cresci, all'indietro per numero 5 Frau. Sale Cosseddu. Fancello Lungolini, anche poi sa farsi vedere, scende far da regista il numero 10, non lo molla però in questa circostanza Cogoni.
Fois addirittura da ultimo uomo adesso a organizzare l'azione dei rossoblù. Ancora il tentativo di cross da parte di Fancello. La palla messa fuori ancora una volta dalla difesa della Sigma con Cresci che si fida del passaggio verticale. Poi offre una soluzione, poi sa altre idee, più ambizioso, va verso Lovri. Buon pallone per il numero 11, arriva anche il cross, colpo di testa tentato da Sangaré. Poi non si fida dell'uscita di Ingaglio. Il numero 2 Niccolò Dessì. Ancora corner Torres, sta provando a prendere possesso della metà campo della Sigma. Ancora qualche problema con il pallone pescato da Fois. Viene accontentato, può sostituirlo prima di battere il corner. Altro pallone a spiovere verso il secondo palo, soluzione identica a quella che ha portato la più grande azione della partita, azione da gol della partita, quella sul colpo di testa di Cosseddu. Ricomincia a giocare la Sigma. Fallo in gioco pericoloso da parte di Press. Allora, calcio di punizione per Sigma Cagliari. Cocco a battere. Colpo di testa ancora di Sanna. Poi Pes mette giù un ottimo pallone, offre soluzioni Lovri, si sceglie però di andare da Cresci all'indietro. Saggio nel mettere palla tra i piedi del portiere col numero 1 Stangoni. Qua non si concretizza l'azione della Torres, palla filtrante buona solo per Ingaglio, chiedo scusa. Pronto a rimettere in gioco con i piedi. Palla lunga, Pes di testa, Fois prima di tutti, difende anche bene col fisico, poi pettina il pallone, cerca l'imbucata per Sodic. Visione superiore quella di Fois. Qua c'è un ottimo intervento di Sanna Suppani, prova subito a verticalizzare, Sodic manca il colpo di testa, Sangaré prova a intromettersi, e poi un fallo in attacco fischiato contro la coppia dei centravanti della Torres. Allora, calcio di punizione per Sigma. Torres che sembra essere in grado di sbloccare il risultato da un momento all'altro. Sigma deve crescere nei giri, non è semplice, ragazzi, giocano no stop da ieri. Qui occhio ancora a Sangaré, sinistro di Sangaré, Ingaglio. Grande parata di Federico Ingaglio. Bravo anche Sangaré a sistemare, palla sul mancino, calciare forte. Mancata un po' la precisione. Fancello prima di tutti, un pallone che è buono, solo per Ingaglio. Floris. Cresci con un'ottima diagonale. Bravo Sanna col sinistro ad allargare per Lovri. Bel duello con Pani che porta via la palla e tenta anche il dribbling. Sarebbe riuscito. Condizionale. D'obbligo perché il campo lì è finito.
Fois danza sulla linea, sull'attacco di Cogoni. Ancora a terra il numero 5 Cogoni, subito un colpo nel contrasto precedente con Fois, che da terra provava a recuperare quel pallone. E poi però bella stretta di mano tra i due, tutto risolto. Ora occhio al calcio di punizione, Cocco sul punto di battuta, in 5 a saltare quelli della Sigma. Eccolo il pallone che viaggia verso il limite dell'area, cresce a mettere fuori, Fois prova a coordinarsi, Cogoni calcia fuori, era tutto però già fermo. Ha fatto un fischio del direttore di gara, calcio di punizione. Una scodellata da parte del direttore di gara, non ho ben capito il motivo. In ogni caso, Cosseddu, Fois, verticale, ha sbagliato un passaggio il numero 10. Fancello, Cresci, ancora da Fois ovunque a organizzare il gioco dei suoi. Frau, Cosseddu, cross diretto verso il centro, messo fuori, il pallone arrivava dalle parti di Sodic. Può correre Petroso, Pani all'indietro, non trova compagni Sodic, non chiude l'1-2 con Fois. Allora Cogoni a ripartire per la Sigma Cagliari. Palla vicina per Pinna, si fa vedere Pani, scelto invece in verticale Petroso, alta la bandierina del primo assistente, si continua comunque a giocare perché in possesso del pallone c'è formazione sassarese. Sanna. Ha provato Cosseddu ad andare in verticale, non ha trovato soluzioni. Allora Fois. Stavolta sceglie Cresci. Cosseddu. Altro tentativo di cross ancora sul primo palo a mettere fuori col numero 4 Cocco. Poi ancora. Scambia con Cresci che restituisce palla sul mancino, poi prepara il sinistro, Cogoni lo scherma, prova anche a far ripartire i suoi con Petroso che però è chiuso da un ottimo rientro di Cresci. Ancora il numero 3 che scorre, non trova però compagni qui, Fois non aggancia e allora Sanna da Cosseddu, basta così però per il primo tempo. Sono andati via 26 minuti, si è giocato anche un minuto di recupero, ricordiamo, semifinali da 25 minuti a tempo, mezz'ora per la finalissima, ottavi e gironi, si sono giocati con formule da 20 minuti a tempo. Noi ora prendiamo 5 minuti di pausa, poi torniamo per raccontarvi i secondi 25 di Torre Sigma Cagliari, restate con noi. Medea è la società del gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas naturale in Sardegna. Medea è presente in maniera totale o parziale in 24 dei 38 bacini in cui è suddivisa l'isola, compresi i capoluoghi di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Con i suoi 2.700 km di reti e 98 depositi criogenici di gas naturale liquefatto, Medea è la società che nel 2020 ha portato per la prima volta il metano sull'isola. Attualmente 104 comuni e 51.000 clienti hanno la garanzia di una fonte di energia sicura, affidabile e più economica di altre tradizionalmente utilizzate sull'isola.
Su medeagas.it sono disponibili tutte le informazioni utili dedicate alla società, le promozioni relative ai nuovi allacci alla rete del metano, le attivazioni della fornitura, i contributi per la realizzazione e l'adeguamento degli impianti. Su medeagas.it trovi tutto il necessario per consentire il servizio di distribuzione del nuovo gas naturale nel tuo territorio. Medea, sicurezza, affidabilità e innovazione per la Sardegna. Idrosistemi da oltre 30 anni è il punto di riferimento in Sardegna per la distribuzione di prodotti per acquedotti e fognature. Siamo a Sestro, uscita di Cagliari, abbiamo un piazzale di circa 15.000 metri quadri e magazzini coperti uffici per circa 1.000 metri quadri. Durante questi anni, oltre al settore tradizionale core business, acquedotti e fognature, abbiamo sviluppato il settore dell'irrigazione e molto importante anche il settore dell'impiantistica sia civile che industriale. Oltre ad avere i principali marchi a livello nazionale, abbiamo una struttura commerciale di tecnici commerciali sempre a disposizione dei nostri clienti per preventivi, consigli e assistenza. A livello nazionale, Idrosistemi fa parte del principale consorzio del settore, il Consorzio Griffoni. Siamo in grado dunque di fare qualsiasi tipo di fornitura in tutto il territorio, alle stesse condizioni che possiamo praticare qui in Sardegna. Non vi resta che venire a trovarci per conoscerci personalmente. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.
Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori. È davvero un postaccio misero e sporco. E per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti, non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto! Torniamo live dal campo principale di Latte Dolce, vi stiamo raccontando la prima semifinale del torneo Paolo Tasso Memorial, in memoria appunto del defunto dirigente del Sassari Calcio Latte Dolce, amato e ricordato non solo nel Nord Sardegna per il suo grande, fantastico impegno con il calcio giovanile in questa regione. La partita è ricominciata. È stato un cambio in porta per Sigma dentro l'Oporto. Pesse. Bella palla di Fois, l'Oporto però esce in anticipo, calcola i giri giusti, fa suo questo pallone. Una Sigma che ha dovuto eliminare i punti ai quarti di finale in una bellissima sfida conclusasi solo ai calci di rigore anche per Sassari Torres e Latte Dolce. Latte Dolce Calcio eliminato solo ai tiri di rigore dalla formazione allenata da Mister De Sole. Si è garantita dagli 11 metri l'accesso a questa semifinale che ancora però non si è sbloccata. Intanto è arrivato il secondo monito della partita, uno per parte. C'è Fois sul punto di battuta del calcio di punizione. Dentro a saltare quelli della Torres. Fois, praticamente un tiro in porta facile per l'Oporto, che poi con le mani prova a far salire i suoi con Agostini. Deve uscire dalla propria zona Stangoni. Ledda con le mani, rimettere in gioco un pallone che Floris va a riprendersi, poi prova l'imbucata, non era una brutta idea, stava tagliando pani dall'altra parte, gran lavoro ancora una volta di Cresci. Pes indietro da Cosseddu. Frau, bella sgaloppata, palla al piede a metà primo tempo. Prova a
sventagliare. Andrea Sanna, molto bravo Fancello a tenere in campo questo pallone, non ha soluzioni in orizzontale. Sangaré, allora si torna dietro da Fois. Dai vai con Sanna, si passa in corsia per Cresci. Pallone che torna dietro dalle parti del numero 8. Fois prepara il mancino, poi mette a destra per Frau. Altro tentativo di Frau che prova prima a correre verso l'area di rigore, bravo ad entrarci, poi però esagera nella misura del cross. E allora, rimessa dal fondo per la Sigma. Abbiamo parlato delle squadre che hanno preso parte a questo torneo, andiamo a nominarle velocemente: Latte Dolce Academy, Ossese, Cagliari, Polisport Nuoro, Scuola Calcio, meglio Sassari Calcio Latte Dolce, Alghero, Puri e Forti, Sigma, Lipunti, Lanteris, Elargius, San Paolo, appunto, Torres, Turritana, Cosmos e Pirri. Come detto, sono rimaste solo le due che vedete inquadrate in questo momento, oltre a Pirri e Cagliari Calcio, che è in un derby tutto cagliaritano. Andranno a decretare la seconda finalista. La prima uscirà da questi 25 minuti o da eventuali calci di rigore che ne seguiranno. Sanna va a terra, c'è Pes che può liberare il destro, lo fa, palla però finisce altissima. Momento di cambi. Dentro Cristian Cera con la maglia numero 18. Per la Sigma. Dentro anche 13 Sarais. Fuori Petroso. Certamente. E se non vado errato Agostini. Quindi campo per Cera e Sarais. Anche la Torres fa un cambio. Fuori Pes. Al posto di Pes ha messo piede in campo, dovrebbe trattarsi di Setti, ma ve lo dico tra pochissimo. Eh sì, Nicolò Setti. Quindi leva un centrocampista, mette un attaccante del Sole, vuole vincere questa partita senza per forza dover passare per i calci di rigore. Qualche problema per la ripresa del gioco. Forse per mancato aiuto avuto da Sarais, che è entrato in campo immediatamente. Lui, l'interlocutore del direttore di gara al momento. Ma le nostre sono solo ipotesi. Subito Setti prova a dar fastidio. Palla c'era però, proprio lui e Sarais appena entrati provano a costruire qualcosa per la Sigma. Torres che però si difende molto bene. Occhio alla velocità tremenda di Nicolò Setti in campo. Eccolo il pallone tagliato per Sodic, lo porto. Ottima uscita, grande coraggio, palla sua. Ciao Simo.
Niente da fare per questo rilancio della Sigma Cagliari. Torres recupera da Stangoni e rimette a correre i suoi. Sanna. Nono minuto del secondo tempo. Fois. Pallone per Frau. Si fa vedere Fancello. Pallone per lui. Arriva il pressing di Floris. Via bene però giocatore della Torres, che poi non riesce a tenere in campo quel pallone. Di fatto regalando rimessa con le mani alla Sigma Cagliari. Poco meno di metà del secondo tempo è andata via. Cresci di testa, Cogoni in anticipo, combatte, c'era da quelle parti, anzi si trattava di Fancello, con c'era che è lì adesso a pressare. Torres che ha rischiato nulla in questa partita, ma ha avuto una sola grande occasione. Cresci. Bella palla ancora per Sodic che scappa usando bene il fisico. Poi il cross per Sangaré. Sangaré tenta il dribbling, palla messa fuori ancora una volta bene. Intervento di Lovri perfetto, Cocco al limite. Intervento pulito sul pallone, quello del difensore centrale della Sigma Cagliari, con Lovri che botta la presa comunque. Intervento a quale il rumore del pallone si è sentito sino qui. Frau allarga, scambio con Cossedu, poi Cresci. Occhio a Lovri che apre ancora in zona Sangaré, la bandierina rimane giù, il pallone verso Sodic. C'è stata deviazione, sì, calcio d'angolo. Problema di crampi per numero 2 della Sigma Cagliari. Probabilmente il prossimo ad uscire dal campo, non prima di aver battuto il corner però. Tutti dentro quelli della Torres, arriva il pallone di Fois, colpo di testa tentato dal numero 11 Alessandro Lovri. Cambi Torres, fuori Lovri e Fancello. Tra poco vi diciamo al posto di chi. Sicuramente Trogu prende il posto di Fancello. Poi vedremo più tardi perché Floris prova ad attaccare con questo tentativo mancino dalla distanza. Un po' impensieri e Stangoni con una soluzione del genere. Fois
Va a farsi vedere Trogu, palla tra lui e Setti, messa bene fuori da Cocco. C'era col tocco di Sarais, palla però regalata alla difesa della Torres, cambia giri nel motore, Foyce prova ad attaccare, pettina il pallone, passa in mezzo a due, messo giù, calcio di punizione per la Torres. Primo problema della difesa della Sigma, porta la maglia numero 10 rosso-blu. Andati oltre la metà del secondo tempo, serve sbloccare la partita per evitare i calci di rigore. Quattro in barriera per l'Oporto, Foyce sul punto di battuta del calcio di punizione. Va Foyce col sinistro, L'Oporto cola bene la traiettoria del pallone, in due tempi lo fa suo. Grande controllo da parte di Floris, rimasto l'uomo più alto della Sigma Cagliari. Altro dribbling sul numero 19 Ferraresi, è lui che ha preso il posto in precedenza di Lovri. Pani orizzontale per Pinna, prepara il destro, Pinna lo lascia partire, manca la precisione però sul piede destro del capitano della Sigma Cagliari. Ferraresi, uno dei primi palloni giocabili della partita del numero 19, non c'è spazio in verticale, si torna dietro, Frau si è allargato Cosseddu. Frau, guardate fino a dove arriva a prendere il pallone Foyce. Sanna, palla sulla corsa di Sodic, è passato ancora Sodic, bestiale, mette dietro il pallone per Sanna, sinistro, si difende con le unghie, con i denti Ledda. Gran giocata di Ferraresi, però non riesce a connettersi con i compagni. La Torres può rimanere comunque in attacco, rimessa sulla tre quarti. Occhi troppo su Foyce, spazio incredibile per Sanna in quella zona, però non riesce a trovare soluzioni migliori di quelle. Torres ancora in possesso. Bella palla di Sanna per Sangaré, Sarais allontana come può. Trogu, bella palla per Cosseddu, deve chiudere Led, arriva Cosseddu, gran cross, colpo di testa tentato da Sangaré. Momo Sangaré va ancora vicino al gol dell'1-0 per la Torres, ma vicino proprio non basta. Altri cambi per la Sigma. Cerca di forze fresche per gli ultimi 7,5. Quindi fuori sicuramente Pinna, il capitano è diventato L'Oporto. Fuori anche Pani. Bisogna capire però chi effettivamente sono gli uomini che prenderanno il posto dei due appena citati.
Dovrebbe trattarsi di Nicolò Piras con la maglia numero 14. Con la maglia numero 16 invece Peddes. Palla è passata stavolta, allora occhio all'attacco della Sigma, destro! E c'è il gol della Sigma Cagliari che sblocca la partita, un flash improvviso della Sigma che va avanti con il numero 11 Pani. Non era lui a essere uscito dal campo evidentemente. La Torres si fa trovare impreparata sull'unico tiro in porta subito nella partita. Unica vera occasione della Sigma che però fa la differenza sbloccando la partita. 5 minuti dalla fine. Davo Pani per panchinato. 30 secondi dopo ha messo dentro il primo gol della partita, avvicinando tantissimo la Sigma Cagliari alla finale di questo torneo. Sodic, arriva il cross, lo porto a difendere quel pallone. Piras calcia in avanti, adesso sembra avere intenzione di attenzionare esclusivamente al risultato. Qui c'è fallo commesso dal numero 13 Riccardo Negroni. Cogoni, praticamente un tiro in porta. Stangoni però fa 2 passi indietro e su il pallone. Ferraresi. Sodic fermato senza fallo. Un entusiasmo adesso la Sigma. Qui Sodic troppo irruento secondo il direttore di gara. Fallo, calcio di punizione. Setti, poche possibilità di accendersi da quando è entrato in campo. Cerca un lungolinea per Sangaré che però è stanchissimo. Chiedeva tutt'altro tipo di servizio. Floris. Lancio diretto verso Pani. Situazione particolarmente simile a quella che ha portato il gol dell'1-0. Qui Pani usa le braccia per liberarsi di Frau, calcio di punizione, già battuto dalla Torres. Ferraresi guida col mancino, palla al piede, larga per Sodic. Va a correre Sodic, ancora 2 minuti più eventuale recupero per le speranze della Torres. Sanna, Cresci, Frau, tutta a difendersi adesso la Sigma. Frau lascia andare il destro, debole, facile per l'Oporto.
Ferraresi, bravo anche nel dribbling. Dopo aver recuperato il pallone subisce anche fallo. Buon impatto sulla partita del numero 19. Fois, tocco ravvicinato, Sanna all'indietro, Frau tutta, adesso serrata difesa del risultato da Sigma. Palla allargata per Ferraresi. Fa giù il numero 19, non c'è fallo secondo l'arbitro. E allora Floris non prima di Frau, Sanna. Trogu. Ancora Sanna. Mette fuori il pallone il numero 8. C'era a terra ancora Ferraresi che ora però è abile e arruolabile. Perso non poco tempo con questa mossa la Torres. Sanna. Cresci. Tocco ravvicinato, ancora per Sanna. Si prova ad andare ancora verso Trogu con il pallone di Negroni, però è ben compreso. E allora Sangaré al cross. Siamo già dentro i minuti di recupero. Non ho visto quanti ne sono stati segnalati. Allora, seguiamo insieme la partita fino al triplice fischio. Serve un gol alla Torres per portarla ai rigori. Deve difendersi. Sigma Cagliari per guadagnare la finale. Lancio lungo di Negroni. Setti di testa per Fois. Palla però imprecisa. Piras. Alza il campanile Pani. Colpo di testa di Trogu. Con Pedes che è intelligente a mettere palla per terra, andare da Cera. Pani offre altre soluzioni in verticale. Pani dentro l'area per chiuderla. Pani va giù. Calcio di rigore. Calcio di rigore per la Sigma Cagliari. Giocatore decisivo. Pani, gol segnato e rigore procurato quando siamo a meno di 3 minuti dal termine. E adesso Floris contro Stangoni. Floris per chiudere tutti i discorsi, Stangoni per dare ancora una minima chance ai suoi. Va Floris, chirurgico, Sigma Cagliari 2, Torres 0. Anche un crampo per Floris al momento della battuta del calcio di rigore. Triplice fischio del direttore di gara. Finisce in questo momento la semifinale numero 1, la prima finalista del terzo torneo Paolo Tassu è la Sigma Cagliari. Allora noi vi diamo appuntamento tra circa mezz'ora con il collegamento della seconda semifinale. Vi aspettiamo per Cagliari Calcio contro Pirri. Da lì uscirà la seconda finalista che affronterà la Sigma Cagliari nella finale per il trofeo del Paolo Tassu. Al momento è tutto. State con noi però perché ci risentiamo tra una mezz'oretta.